va a fatturare, si va a fatturare. E secondo te sto male? Secondo me sto un po' in ritardo. Però ho avvertito, però ho avvisato, però ho ceduto un vantaggio. Ho promesso un mega super sconto, un mega snaus sulle poliziauto da fare, perché solo chi non fa una mazza non tarda, solo chi non tira il rigore non lo sbaglia, solo chi non si prende responsabilità non rischia niente, non vince mai ma non perde manco. Come perdiamo, vedi, ci siamo fatti il maserato. Maserato, SUVato non è reato. Sono completamente insensibile al SUV, sono completamente insensibile ad ogni forma di SUV. Sono rimasto ancorato alla X5 seconda serie, che era quella da 218 cavalli, mi sembra. Per me quello è il padre di tutti i SUV. Trovassi un 3000 diesel con 30.000 km lo acquisterei, lo metterei, ci farei una PlayStation, ci metterei un televisore, ci guarderei la sera la televisione comodo in poltrona, climatizzato, non è reato. E allora ho avvertito, ho promesso il super sconto, pago dazio, non rischio niente, non accelero troppo perché ti recupera 28 secondi forse e ti rischia la vita, non mi sembra intelligente, ma secondo te sto male? Nubi, c'è l'azzurro che minaccia un po' di pioggia, ma secondo me non piove. Ma paradiso stai male, ma viva la vita, ma tutta la vita, ma bella per te. Vieni la responsabilità intanto e ne vale la pena, se no rimani grigino. Sono scelte, questione di carattere.